Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. In questo nuovo video parleremo della prediction della Premier League, del campionato, del massimo campionato inglese. Tenetevi pronti che io ho delle chicche assurde. Allora, direi di partire? Allora, partiamo dalle tre retrocesse. Al 20° posto, 3 punti Wolverhampton. 19° posto, Burnley, 6 punti. 18° posto per il Sunderland che si vuole salvare, magari lotta fino alla penultima giornata, terz'ultima giornata, però poi non ci riesce a ottenere la salvezza e retrocede con 8 punti. Poi entriamo in quasi quelle zone europee, diciamo partiamo dalla settima posizione alla prima. Ricordiamo che quest'anno rispetto all'anno scorso chi è settimo o sesto non andrà né in cioè chi è settimo scusate non andrà in conference, ma andrà chi sarà arriverà sesto. Tenetevi pronti. Allora, settimo Tottenham 79 punti, sesto Crystal Palace 81 punti, che andrà a imbarlarsi, secondo me ci sarà anche qualche cambio di allenatore, secondo me, poi vedremo nel corso della stagione. Quinto Newcastle, che entrerà in Europa League, 85 punti. Chelsea quarta, ritornerà in Champions, 89 punti. Terza Arsenal con 90 punti, che sarà una lotta appunto a punto con il Chelsea. Secondo me l'Arsenal, come vi posso dire, scenderà di livello da come sta giocando, non sta facendo tanto bene, secondo me. Poi ditemi il vostro parere qui sotto nei commenti. Secondo Liverpool, che non riuscirà a fare la super stagione non riuscirà a ripetere la super stagione del passato. Però guardate quanti punti, 99. City 105 punti, però che vincerà la Premier League secondo me, però non so, sono rimasto un po' indeciso su questa scelta tra il Liverpool e il City, però ho detto secondo me il City può fare molto bene, vincere la Premier League con 105 punti. Passiamo a capocannoniere, miglior giocatore dell'anno e miglior assist man. Allora, primo giocatore abbiamo Erling Braut Haaland. Secondo giocatore, miglior giocatore della stagione della Premier League, Doku, ala del City, che secondo me può sorprendere. Poi miglior assist man, guardate che vi dico, che l'anno scorso in un club in particolare non ha trovato molto spazio, non è riuscito a giocare tanto, e in questa finestra di calciomercato è stato vicino a Napoli. Ci sono state delle voci alla mia Napoli, alla nostra Napoli. Dove sta il logo? Eccolo il logo, lo scudetto e il logo. Federico Chiesa, guardate che vi dico. Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere il vostro parere e che ne pensate della mia prediction qua sotto nei commenti. E lasciate un bel like, un'iscrizione e un bel commento.